cambiate le norme e dato maggiore potere ai sindaci, lo ribadisce con forza il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, commentando i furti e i danneggiamenti degli ultimi tempi. Derubava e maltrattava l'anziano marito. Una donna straniera è stata prima portata in carcere, poi rimandata nel suo paese d'origine. Il Veneto ha bisogno urgente di un governo che sostenga famiglie e imprese di fronte a una crisi che si annuncia durissima. Il segretario generale della CISL regionale lancia un appello alla politica. 30 familiari di detenuti politici bielorussi, tra cui più di 20 tra bambini e ragazzi, ospiti per 3 settimane al Lido di Venezia, un'iniziativa di solidarietà per sensibilizzare sui problemi di quel paese. Torna il vaporetto rosa per sensibilizzare le donne a fare prevenzione sul tumore al seno, oltre 80 le iniziative che ci saranno nel mese di ottobre. Si sono dati appuntamento a Mogliano per ricordare e rivivere per una sera la vita scolastica dopo 47 anni. Protagonisti 23 studenti della terza B della scuola media di Peseggia e la loro insegnante di italiano. Basket, avvio di campionato col botto per l'Umana Reyer che piega nell'esordio al Taliercio la neopromossa Givova Scafati per 80-69. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di cominciare con i servizi, tanti temi lo avete sentito in scaletta questa sera, vi propongo il sondaggio di Ring, il cui esito come sempre vedrete poi in prima serata stasera dalle 21:15. Salvini, ministro dell'Interno, siete d'accordo? Cosa ne pensate? Per il sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690 e come detto, come sempre, l'esito di questo sondaggio che vi sottoponiamo questa sera lo scopriremo questa sera in prima serata dalle 21:15 al Ring. Vanno cambiate le norme e dato maggiore potere ai sindaci. A invocarlo è Luigi Brugnaro, commentando i furti e i danneggiamenti che si sono verificati nel territorio negli ultimi tempi. Dai furti ai danneggiamenti di auto è la piaga dello spaccio che non si arresta. Mestre diventa ogni giorno di più un luogo dove molti cittadini hanno paura di vivere. Assentarsi per un paio di giorni da casa, rientrare e trovarla svaligiata dai ladri o parcheggiare l'auto e ritrovarla distrutta per poi aver paura di uscire di casa. I cittadini sono esasperati e chiedono maggiore sicurezza. È vero, soprattutto nel quartiere di Via Piave, ma non solo, adesso è cambiato il comandante di Carabinieri, mi sembra che possa arrivare qualche ventata di novità, mi attendo insomma una maggior collaborazione, mi sembra di vedere già qualche elemento di novità. Il primo cittadino è consapevole della gravità della situazione e oltre a instaurare più collaborazione con le forze dell'ordine confida nel governo e in un cambio di rotta su determinate norme. Aspetto insomma che questo nuovo governo si insedi e poi vediamo se riusciamo magari a candidare Venezia come città pilota nel contrasto all'illegalità e al malaffare. Devo ricordare che ci sono città che sono messe molto peggio di noi. Noi però pensiamo che anche il poco sia comunque tanto, sia comunque troppo. E per cui insomma noi pensiamo a risolvere i problemi nostri, ne abbiamo già tanti e insomma ringrazio la gente per la pazienza che ha, perché effettivamente certe volte la perderesti. Purtroppo abbiamo un sistema legislativo che non, proprio le leggi che non ti consentono di tenere in carcere persone che anche arrestiamo, insomma anche più volte, purtroppo non c'è niente da fare, secondo me bisogna cambiare le norme. Derubava e maltrattava l'anziano marito. Una donna straniera è stata rimandata nel suo paese d'origine e prima era stata anche condotta in carcere. Si è fatta sposare per interesse e poi maltrattava l'anziano marito. La polizia ha rimpatriato nel paese d'origine una cittadina extracomunitaria detenuta nel carcere femminile della Giudecca, dove stava scontando un cumulo di pene per furto e maltrattamenti in famiglia. La donna, socialmente pericolosa, era irregolare sul territorio nazionale perché destinataria di un decreto di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Sbarcata a Lampedusa nel 2011, dopo 2 anni aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che non le era stato più rinnovato. Nel 2018, dopo essersi sposata, aveva fatto richiesta di un permesso di soggiorno per famiglia, ma il personale dell'ufficio immigrazione, nell'acquisire la pratica, si era insospettito sulla genuinità del matrimonio. I due sono stati convocati in questura, dove il marito aveva ammesso di aver chiesto alla donna di sposarlo per usufruire gratuitamente della sua assistenza, visto che non poteva permettersi una badante. Dopo pochi mesi era terminata anche la convivenza tra i due perché lei lo maltrattava. Inizialmente è stata allontanata dalla casa familiare con divieto di avvicinamento, poi portata in carcere. Una persona è invece rimasta ferita per l'incendio scoppiato questa notte a Quarto d'Altino, un'intossicazione per aver respirato del fumo. A fuoco sono andate 3 automobili e una barca. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 2 in via Pasquina, Quarto d'Altino, per l'incendio di 3 automobili e una barca. Si trovavano sotto una pompeiana. Una persona è rimasta ferita per aver respirato del fumo. Le fiamme sono divampate sotto il porticato di 2 abitazioni a fianco, dove erano parcheggiate le 2 auto andate completamente bruciate. Una terza è stata parzialmente coinvolta nella parte anteriore, come anche una barca. I pompieri, arrivati da San Donà e Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori, hanno spento le fiamme dei veicoli e della pompeiana, evitando il coinvolgimento delle abitazioni danneggiate esternamente dal fumo. Il proprietario dell'auto parzialmente danneggiata, che ha spostato l'auto prima dell'arrivo dei soccorsi, ha respirato del fumo ed è stato assistito dal personale sanitario del SUEM, quindi trasferito in ospedale per ulteriori controlli. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate poco prima dell'alba. Cambiamo pagina. Il Veneto, come il resto del paese, ha bisogno urgente di un governo che sostenga famiglie e imprese di fronte a una crisi che si annuncia durissima. Il segretario generale della CISL regionale Gianfranco Refosco lancia un appello alla politica in vista di un autunno che, come sappiamo, si prospetta molto complicato. Noi speriamo che, vista la maggioranza che si è prodotta alle elezioni, il governo ci sia presto un nuovo governo in carica, perché abbiamo bisogno di un governo che prenda decisioni. Bisogna intervenire a sostenere le famiglie, a sostenere le imprese, a concordare delle azioni europee senza le quali rischiamo che l'Italia da sola non ce la faccia. La campagna elettorale è finita e Gianfranco Refosco, segretario generale della CISL del Veneto, si augura che la fase di transizione che deve portare alla formazione del nuovo governo sia più breve possibile. La caduta di Draghi e le conseguenti elezioni si sono svolte quando erano già chiari i contorni della peggiore crisi economica del secondo dopoguerra, le cui conseguenze peraltro devono ancora verificarsi appieno. Davanti c'è un futuro con più ombre che luci. Noi abbiamo di fronte un autunno molto problematico. L'inflazione sta erodendo i redditi familiari. L'altissimo costo dell'energia, oltre che pesare sulle bollette, mette in difficoltà anche molte imprese, molte attività economiche che rischiano di fermarsi. Dentro a questa situazione noi abbiamo un calo di risorse, per esempio nei comuni, che di solito devono dare risposta alle persone in difficoltà, quindi rischiamo davvero una situazione esplosiva se non vengono presi provvedimenti sia a livello nazionale sia a livello locale molto velocemente. La CISL ha anche voluto manifestare la sua solidarietà a livello internazionale, accogliendo a Lido per 3 settimane alcune famiglie di prigionieri politici bielorussi, tra cui oltre 20 bambini e ragazzi. Questo rallentamento dell'economia è causato anche dal conflitto in Ucraina, è causato dall'atteggiamento della Russia che cerca di ricattare l'Europa a suon di aumenti del prezzo del gas. E quindi ancora di più per noi le azioni di solidarietà internazionale sono importanti. E 30 familiari di detenuti politici bielorussi, tra cui più di 20 tra bambini e ragazzi, sono ospiti per 3 settimane al Lido di Venezia. Si tratta di un'iniziativa di solidarietà, tra gli altri, proprio della CISL Veneto, per sensibilizzare sui problemi che sta vivendo questo paese.
Il racconto si svolge nella sede della CISL regionale a Mestre. Il marito di questa donna bielorussa è stato condannato ad 1 anno e mezzo di prigione per aver scritto su internet che il presidente del loro paese è un tiranno e un assassino. È stato rinchiuso da solo in una cella per mesi, non poteva ricevere pacchi o visite e doveva comprarsi da mangiare con 13 euro al mese. Oggi è in ospedale, ma non è facile sapere perché. Margarita e i suoi 4 figli fanno parte del gruppo di una trentina di familiari di prigionieri politici bielorussi, prevalentemente ragazzi e bambini, ospitati per 3 settimane con la collaborazione della CISL del Veneto e il sostegno del Comune di Venezia al centro di soggiorno Morosini del Lido. Una presenza che ha generato la solidarietà dell'intera isola. Anna Dalla Tor è la presidente dei centri di soggiorno del Comune di Venezia. Un conto è raccontarlo, un conto è viverlo, nel senso che ti ritrovi in mezzo a queste storie, perché questa è una, però ce ne sono 10, ce ne saranno anche 1000, voglio dire, noi abbiamo accolto una piccola parte. Rifletti di quanto noi abbiamo in Italia, molto probabilmente non ci rendiamo conto di cosa sia vivere con la mancanza di libertà. Lukashenko guida la Bielorussia dal 1994, ha progressivamente accentrato attorno a 6 maggiori poteri statali. I mesi di protesta di centinaia di migliaia di persone che contestavano la validità delle ultime elezioni del 2020 hanno portato a quasi 10.000 arresti, 6 morti, 300 feriti e 76 dispersi. I leader dell'opposizione sono in carcere o in esilio. L'accoglienza delle famiglie al Lido è stata promossa anche da Yulia Yukno. Per lei è bastato aver distribuito dei braccialetti che chiedevano democrazia per finire in prigione. Io sono stata 2 volte in carcere per 1 settimana e 15 giorni. Ho fatto anche il compleanno, 32 anni in carcere. Adesso non mi posso permettere non posso fermarmi perché non sarebbe giusto, perché ci sono le famiglie che soffrono, ci sono prigionieri politici, ci sono i nostri morti. C'è la mia famiglia che io non ho visto già più di 1 anno e io non posso dire io ho smesso a fare tutto perché io sono stanca. E c'è profondo cordoglio invece in Veneto e nelle comunità trevigiane all'estero per la morte di Don Canuto Toso, fondatore della Trevisani nel mondo, che si è spento al Cafoncello di Treviso all'età di 91 anni. Originario di San Martino di Lupari, era stato ordinato sacerdote nel lontano 57 e per molti anni è stato direttore dell'ufficio diocesano Migrantes. Nelle immagini vedete la chiesa di San Nicolò a Treviso, dove si svolgeranno mercoledì alle 15 i funerali di Don Canuto, che fondò l'associazione Trevisani nel mondo nel 1973. La cerimonia che Antenna 3 seguirà in diretta a partire dalle 14:30 e poi dall'inizio naturalmente alle 15 con le voci e i ricordi di chi ha conosciuto quello che per tutti era il prete degli emigranti. Torna, voltiamo pagina, il vaporetto rosa per sensibilizzare le donne a fare prevenzione sul tumore al seno. Oltre 80 le iniziative che ci saranno nel mese di ottobre. Per il 4º anno Venezia torna a colorarsi con il vaporetto rosa, una delle iniziative più importanti in quello che è il mese della prevenzione del tumore al seno. A tagliare il nastro il sindaco Brugnaro, accompagnato dalla squadra che da anni si impegna per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Tutti insieme, con un grande lavoro di squadra, vogliamo sensibilizzare la cittadinanza per dire che la prevenzione è vita e soprattutto la diagnosi precoce è fondamentale. Dal tumore al seno si può guarire, è per questo che la sensibilizzazione di tutte le donne diventa fondamentale, soprattutto dopo questi 2 anni di Covid in cui si è abbassata un po' la guardia rispetto a questa patologia, ma i numeri ci dicono e anche l'età in cui le donne purtroppo ancora oggi si ammalano ci dicono che dobbiamo sensibilizzare il più possibile, avvicinare sempre di più le donne agli screening. Il vaporetto andrà soprattutto in quelle zone della laguna dove fare prevenzione è più difficile. È un vero e proprio ambulatorio, infatti le visite sono gestite direttamente dalla Breast Unit dell'ULSS 3, dal Dipartimento di Prevenzione. Le prenotazioni avvengono telefonicamente tramite la segreteria della LILT, poi il vaporetto raggiunge i luoghi dove la risposta allo screening è più bassa ed effettua le visite senologiche, quest'anno prevalentemente nelle isole. Un anno speciale perché si celebrano i 100 anni della LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori.
È una tappa particolarmente importante quella che stiamo vivendo e cerchiamo di ricoprirla anche di significati e di eventi. E in più il Vaporetto è bellissimo, abbiamo pensato quest'anno che è un pochino alla terraferma, nel senso che abbiamo attrezzato un camper ad ambulatorio e lo stesso tipo di attività che facciamo nell'ambulatorio di messaggi di prevenzione e visite senologiche lo stiamo programmando anche per tutta la terraferma veneziana. Fondamentale la partnership con l'Ulstre. Ogni anno rinforziamo i contenuti per cercare di dare sempre un prodotto migliore e allargare il messaggio, perché il grande obiettivo della prevenzione è sensibilizzare i sani. Allora, chiunque ha provato la malattia è attento, sa già. Chi sta bene non sa. È lo stesso concetto della vaccinazione. Finché tu non hai la malattia infettiva non ti è noto la potenza di poter evitarla. Ecco, con i tumori il meccanismo è lo stesso. Quindi tutte queste iniziative servono per svegliare, solleticare le persone a pensare prima e quindi a prevenire. Questo è il messaggio forte. Oltre 80 le iniziative in campo che si svolgeranno nel mese di ottobre, dallo sport alla moda, la cultura all'arte. Ora a Mogliano invece per una cena davvero speciale che andiamo adesso a vedere nel servizio. Un legame che non si è mai sciolto nemmeno dopo 47 anni, a fare da collante il teatro e il Piccolo Principe. Una storia che lei stessa potrebbe diventare la trama di un libro e che invece nella realtà è diventata la protagonista di una serata speciale vissuta a Mogliano dai 23 studenti dell'ex terza B della scuola media statale di Peseggia. Una serata che nasce alcuni mesi prima, quando un'ex studentessa incontra la professoressa di italiano Paola Brion. L'emozione della docente di fronte alla sua alunna e al ricordo di quella classe speciale, un gruppo di studenti che la docente aveva accompagnato dalla prima alla terza tra il 1973 e il 1975, condividendo con loro non solo le lezioni mattutine ma anche il corso di teatro al pomeriggio, culminato con la rappresentazione del Piccolo Principe. Da lì l'idea di ritrovarsi tutti insieme, prima il tantan sui social, poi il passaparola, alla fine tutti rispondono, è proprio il caso di dirlo, all'appello. Il 1° ottobre in un agriturismo a Mogliano, l'incontro al quale partecipa anche la professoressa Brion, oggi 84enne. Per l'occasione e per rivivere appieno il clima scolastico, gli ex studenti ricostruiscono in una stanza la classe di allora con tanto di banchi, cartina geografica e naturalmente registro di classe. Campiotto Fabio, Casolano Giuseppe. E dopo la cena, che è stato il momento per condividere la vita da studenti e quella attuale, tutti di nuovo in classe per la consegna di una targa alla professoressa e per la proiezione di un video dedicato a loro, agli studenti della terza B della scuola media di Peseggia. Ora lo sport con l'esordio positivo della Reyer in campionato. È stata una buona partita, un esordio è sempre una cosa molto speciale, tanta emozione anche nel rivedere Julian, tanto pubblico, una bella atmosfera. Nella giornata che ha segnato il ritorno al Taliercio da avversario della bandiera Julian Stone, l'Umana Reyer ha celebrato l'avvio di stagione con una vittoria. Finisce 80-69 dopo un primo quarto, per così dire, di rodaggio, sotto 21-25 con la neopromossa Scafati. Abbiamo iniziato un po' morbidi, poi pian piano siamo rientrati, prendendo poi la partita in mano, decisamente in mano, cercando anche soluzioni nei vari quintetti. C'è ancora da fare molto, soprattutto nella conoscenza reciproca. Penso che tante palle perse siano state dovute anche proprio alla conoscenza, quintetti un po' particolari che gioco forza vengono fuori. Alcuni ingranaggi sono ancora da oliare, ma coach De Raffaele è fiducioso nello sviluppo di quegli automatismi che consacrino una squadra data tra le principali forze del campionato. C'è stata un'ottima attitudine, 24 assist sono certamente un buon viatico, e questo è un elemento importante, anche perché tanti sono venuti fuori dalle mani dei playmaker, e alla fine ha avuto anche una buona intensità nel cercare di contrastare la fisicità, perché Scafati ha giocato sempre molto grande, noi siamo andati spesso molto piccoli. Niente, andiamo avanti e continuiamo a lavorare utilizzando questa ultima settimana
diciamo piena, prima poi di iniziare il doppio impegno che ci vedrà allenarci meno e giocare sempre. Vi ricordo dalle 21:15 questa sera l'appuntamento con Ring, ospiti Alex Vantini, Walter De Cassan, Jonathan Montanariello, Fulvio Pettenà, Elisabetta Gardini ed Enrico Cappelletti. Torna quindi l'attualità politica di Ring questa sera dalle 21:15 su Antenna 3. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco l'edizione di Treviso, ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Si rinforza l'alta pressione di matrice subtropicale, garanzia di tempo stabile e clima molto mite. È la cosiddetta ottobrata, segnata appunto da valori superiori alla media. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo poco nuvoloso con qualche velatura e locali addensamenti, ma innocui, precipitazioni assenti. La stabilità atmosferica potrà favorire la formazione di locali foschie o nebbie in pianura e nelle valli durante la notte e il primo mattino. Temperature gradevoli, minime tra 11 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 24 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo poco nuvoloso, specie dalla costa alle prealpi. Sulle zone montane e più interne tempo migliore con cielo più sereno. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sole prevalente anche qui ma con formazione di locali nubi basse nelle ore più fredde. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 22-24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.